Sull'esempio di Gesù, Don Pino Puglisi è andato fino in fondo nell'amore, ha prediletto i piccoli e gli indifesi, li ha educati alla libertà, ad amare la vita e a rispettarla. Sono le parole del Papa che ricorda il beato Pino Puglisi ucciso dalla mafia 30 anni fa. Erano le 20:40 del 15 settembre del 1993, quando Don Pino, che con le sue parole stava scuotendo le coscienze del quartiere Brancaccio a Palermo, fu avvicinato da due sicari. A sparargli alla nuca fu Gaspare Spatuzza in bianchino, prima manovale dei boss stragisti Giuseppe e Filippo Graviano e poi pentito. I valori angelici che animavano la sua azione quotidiana trovano corrispondenza nei valori civili espressi nella Costituzione repubblicana, ha detto invece il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo aspetto sottolinea come Don Puglisi sia anche un eroe civile. La Repubblica è riconoscente a Don Pino Puglisi e lo ricorda con commozione a 30 anni dalla morte. Un eroe che con il suo sacrificio ha comunque cambiato Brancaccio. Ieri sera la fiaccolata partita dalla piazza dove venne assassinato il prete. Oltre 500 le persone presenti a sfilare per le vie del quartiere. Sono cambiate tante cose, non smetterò mai di dirlo, non mi stancherò mai di dirlo, perché non possiamo dire che Brancaccio è la stessa di 30 anni fa. Faremmo un torto al beato Giuseppe Puglisi e svalorizzeremmo quello che è stato il suo sacrificio. Quindi Brancaccio è cambiata nelle persone, è cambiata nell'infrastrutturazione, ma questo è stato possibile grazie alla presenza costante di 30 anni dei volontari del centro di accoglienza Padre Nostro. Quindi questo è importante dirlo e sottolinearlo, perché altrimenti ai giovani gli arriva un messaggio distorto nel dire che ma dopo tutto questo impegno, se non ho cambiato niente, ma allora perché mi devo impegnare? Allora meglio che vado a fare la sentinella, la vedetta della mafia e spaccio guadagnando 500 euro al mese. La solenne celebrazione eucaristica alla cattedrale di Palermo è stata presieduta oggi pomeriggio dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. I trasferimenti e la disperazione per i migranti in fila dovunque, sui moli per imbarcarsi nella piazza Lampedusa per la distribuzione del pranzo. Per il secondo giorno consecutivo i volontari della parrocchia stanno continuando a distribuire pasta e bottigliette d'acqua alle centinaia di migranti che non si trovano all'interno dell'hotspot di Contrata Imbriacola, dove adesso ci sono più di 4.000 persone che chiedono cibo, un posto dove lavarsi e riposare. L'hotspot è super sovraffollato, le persone hanno dormito in questi giorni fuori dall'hotspot, gli operatori della Croce Rossa hanno anche distribuito delle brandine, però queste persone hanno dormito per strada, anche uomini, donne, perché i numeri erano molto più alti. Stiamo facendo di tutto per cercare invece di supportare i tanti minori soli che ci sono, almeno 300, ma il numero probabilmente è molto più alto, e le tante famiglie con bambini molto piccoli. E l'emergenza di Lampedusa arriva finalmente all'attenzione europea. Una delegazione della Commissione UE è in missione sull'isola per capire quale sia concretamente la situazione, in modo da predisporre gli aiuti promessi nei giorni scorsi. Arriva anche l'apertura del presidente Macron. L'Europa non lasci sola l'Italia. E il ministro degli esteri italiani ha annunciato un consiglio dei ministri e dice l'Italia da sola non basta. Nella politica siciliana l'opposizione resta critica sugli interventi messi in campo dal governo. Siamo veramente al limite, non solo a Lampedusa ma in tutti i centri di accoglienza della Sicilia. I prefetti sono costretti a rincorrere l'emergenza con affidamenti diretti e temporanei. 1.500 i migranti che verranno trasferiti nelle prossime ore. 500 viaggiano sulla Cassiopea diretta nel porto di Catania. È un vento del nord carico di speranza quello della rassegna cinematografica di domani a Lampedusa, segnata dall'emergenza migranti. Rendere contagiosa la passione per il cinema e per la musica da condividere con gli spettatori di un'isola speciale, mai come quest'anno nel segno della solidarietà e dell'accoglienza. Si sa che nelle difficoltà si trovano stimoli più grandi. Niente, da domani ci sarà il cinema, ma il cinema come forma di arte proiettata su un'isola che sta vivendo questo momento difficilissimo, ma più che altro anche per distogliere un attimo la testa da questo enorme problema. Ogni sera ci saranno 2 film, sia seri, sia divertenti, commedie e anche cortometraggi, e noi speriamo perciò così di poter offrire degli attimi di bellezza e di alternativa al dramma del momento.
14 titoli in programma, una notte bianca del cinema. Il tema delle migrazioni farà da apripista alle proiezioni con Battima, proposta da Emergency, ed Alice nella città, la selezione del Comitato Italiano dei Rifugiati. Ci sarà spazio anche per gli studenti liceali impegnati nei laboratori cinematografici e tanta musica. I dati dei contagi tornano a salire. Chi pensava che il Covid fosse scomparso deve fare i conti con l'ultimo bollettino settimanale del Ministero, che segnala un aumento del 44% rispetto all'ultima settimana. L'incidenza sale a 52 casi per 100.000 abitanti rispetto ai 36 della scorsa settimana. Non è ai livelli della soglia d'allarme, ma è in salita anche l'occupazione dei posti letto, anche se tutto è sotto controllo. Dobbiamo sempre però prestare attenzione. Oggi sappiamo che ci sono delle terapie per questo virus, sappiamo che c'è il vaccino che ci protegge da questo virus. Ovviamente i pazienti immunodepressi, i pazienti anziani, i pazienti più fragili sono quelli che possono rischiare di avere delle complicanze legate a questa infezione. Sull'aumento dei casi è intervenuto anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha sottolineato come tra 15 giorni saranno pronti nuovi vaccini sia per i fragili che per gli over 60, ma anche potranno essere distribuiti a chi ne farà richiesta. Siamo d'accordo col ministro, io sono una persona molto convinta sull'efficacia dei vaccini, del resto se oggi siamo qua liberi di poter circolare di nuovo dopo il periodo di lockdown è anche grazie ai vaccini, quindi io dico sì, i fragili vanno vaccinati, gli operatori sanitari si devono vaccinare e chiunque lo voglia fare si può vaccinare. Un consiglio che si sente di dare ai siciliani in questo momento quale può essere? E allora sicuramente se siamo raffreddati, se abbiamo sintomi influenzali stiamo a casa e proteggiamo noi e gli altri. Nei luoghi affollati sarebbe bene utilizzare delle mascherine per proteggere le prime vie aeree al fine di ridurre il rischio di diffusione degli infeziati. L'acqua zampilla ed è forse l'unica buona notizia. Tutto intorno la bellezza della scalinata e della fontana in ceramica e lava dell'Etna sono offuscate da un inaccettabile degrado. Largo Paisiello, un tempo salotto buono di Catania, è il simbolo di una città che ogni giorno è sempre più sporca. Sono tanti messaggi al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005 e sono tanti i cittadini indignati che alla vista delle nostre telecamere cercano un supporto per dar voce alle loro segnalazioni, il più delle volte inascoltate da parte degli organi preposti. Chi sollecita controlli notturni, chi chiede decoro, chi lamenta la totale assenza di pulizia, chi, è il caso di un anziano che ha voluto mantenere l'anonimato, denuncia che finalmente ha visto un operatore ecologico ma che, lo stesso, dopo aver raccolto un sacco di rifiuti, lo ha lasciato sul marciapiede e a distanza di 24 ore è ancora lì. Un vero percorso ad ostacoli, la scalinata, un tempo monumentale, oggi monumento all'incuria. Catania è troppo sporca, c'è troppa spazzatura in giro, è un percorso ad ostacoli. Quindi cosa bisogna fare? I controlli non esistono, io ogni tanto leggo che il sindaco fa postare delle pattuglie dei vigili urbani in Borghese, fanno una fotografia tanto per buttare un po' di fumo negli occhi, beccano quei 2 o 3, ma non c'è nessun tipo di controllo. Siamo tutti egoisti, pensiamo solo a loro cose, ma non pensiamo a città. Se tutti pensiamo a città è una cosa bellissima. Lei di dov'è? Da Tunisi, e mi piace la Sicilia troppo, però mi dispiace, è sporca la Sicilia. A completare il quadro continui schiamazzi notturni, spesso alimentati dall'alcol, come dimostrano queste bottiglie lasciate in bella vista. Altre bottiglie, rotte, sono disseminate per terra. Guardi quello che c'è a terra, il cane si stava per tagliare. Passano tutti, passano i turisti e questa non è civiltà. Poi il sindaco Trantino sa quello che deve fare, io ho fiducia, però ancora non ho visto nulla. Da queste parti il vetro non si differenzia, o differenzia soltanto il luogo dove viene buttato. Il centro storico di Catania al buio, ma questa volta per effettuare lavori ed interrare grossi cavi Enel che il caldo record di luglio ha praticamente messo KO. Interventi necessari per evitare nuovi blackout che hanno lasciato senza luce migliaia di catanesi alle prese con una delle estati più calde degli ultimi 2 secoli. Ma anche il classico cartello "Stiamo lavorando per voi", di fatto cittadini, commercianti e turisti in pieno centro, dal perimetro di Villa Bellini a Piazza Stesicoro, sono rimasti ancora al buio ed è polemica perché non ci sarebbe stato alcun preavviso. Attività non informate dei lavori ed neanche del distacco dell'Enel. Molti artigiani e negozianti hanno avuto grossi problemi. Ieri sera addirittura c'erano turisti che camminavano in pieno centro con torce e telefonine perché avevano paura. Minacciano esposti molti commercianti che ieri hanno dovuto far fronte ad una giornata da incubo.
E siamo rimasti senza luce all'improvviso, senza nessun preavviso, quindi non abbiamo potuto fare il pane, il caffè, avevamo tanti turisti, quindi non abbiamo potuto fare niente, veniva, mancava, tornava la luce. Tornata la luce, in questo caso del giorno, il segretario della Confederazione di Commercianti ed Artigiani di Catania punta il dito proprio sui lavori che mettono in pericolo i passanti e che, in caso di pioggia, rischiano di creare forti disagi. Il basolato che è stato messo per i lavori vediamo che è stato messo più basso perché nessuno fino ad oggi è venuto a controllare questi lavori, causando dei problemi, specialmente che siamo di discesa in via Cappuccini, delle prime piogge, in quanto saliranno le piogge, dato che sono più basse, il basolato, saliranno sugli marciapiedi. I lavori continuano in altre zone di Catania con la speranza che i disagi di questi giorni possano servire per evitare altri disagi come quelli patiti a luglio. La formica di fuoco continua la conquista del mondo. Adesso è arrivata a Siracusa, si tratta del primo avvistamento in Europa. L'allarme è stato lanciato sulla rivista Current Biology con uno studio guidato dall'Istituto Spagnolo di Biologia Evoluzionistica con la collaborazione delle università di Parma e di Catania. È la prima volta in Europa che si scopre una popolazione insediata di questa specie così invasiva nel mondo, che fino ad ora era stata solo intercettata con il trasporto di alcune merci come legname in Spagna e Scandinavia. La scoperta è avvenuta in modo casuale grazie alla segnalazione di una persona che ci conosceva, che ci ha inviato delle foto sospette. Noi poi siamo andati a raccogliere dei campioni, ad analizzarli geneticamente e morfologicamente. Apparecchiature elettriche, ma anche flora e fauna. I bersagli di questa formica invasiva sono tanti. È un predatore generalista che non risparmia nemmeno l'uomo. Il suo veleno può causare anche lo shock anafilattico. Il nome stesso formiche di fuoco si riferisce alla dolorosità delle punture che è in grado di infliggere all'uomo e che possono essere pericolose per i soggetti più sensibili, quelli che sono già a rischio per esempio per le punture di api e vespe. Non è però facile purtroppo riconoscerla e distinguerla dalle circa 120 specie di formiche siciliane, quindi chiunque dovesse avere il sospetto di trovarsele davanti è invitato, noi facciamo un appello affinché faccia delle foto e queste immagini vengano caricate in piattaforme come iNaturalist, in cui possono essere poi verificate dagli esperti. I ricercatori nel siracusano hanno individuato poco meno di un centinaio di nidi, una situazione che preoccupa anche Coldiretti, che attribuisce la causa a globalizzazione e cambiamento climatico. In meno di un secolo la formica di fuoco, originaria del Sud America, ha colonizzato Australia, Cina, Caraibi, Messico e Stati Uniti. Ora è in Italia e la sua avanzata continua. Pochi dubbi e tante certezze nonostante qualche giocatore infortunato. La strada che porta verso Ascoli è in discesa per il Palermo. Per il match di domani alle 14 contro i bianconeri allo stadio del Duca, Eugenio Corini dovrebbe affidarsi per 10 undicesimi alla formazione che ha battuto 3-0 la Feral Pisalò, con l'unica variazione in avanti dove non giocherà Insigne, ancora alle prese con l'infortunio all'adduttore, ma ci sarà Di Francesco dal primo minuto. In porta giocherà Pigliacelli, mentre il quartetto difensivo sarà composto da Matteo a destra, Lucioni e Ceccaroni al centro e Aurelio a sinistra, con Liund che scalpita per entrare a gare in corso. A centrocampo il mediano sarà ancora Stulez dopo la grande prestazione fornita contro la squadra di Vecchi. Al suo fianco Henderson a destra e Segre a sinistra. Occhio però a Koulibaly, che in settimana si è allenato molto bene e potrebbe insidiare le scelte di Corini. In avanti, come detto, spazio alla Di Francesco a destra e Di Mariano a sinistra. Al centro dell'attacco Brunori, ancora alla ricerca del primo gol in questo campionato. Soleri partirà dalla panchina, ma è pronto ad incidere a gare in corso. Ora, il fatto che l'Ascoli, è vero che la prima partita a Cosenza ha avuto parecchie espulsioni, dunque è stata una partita, fra virgolette, di un certo tipo, dove il Cosenza tra l'altro l'aveva sbloccata nel primo tempo. Le altre partite anche a Modena, che il Modena aveva visto che inizia il campionato, comunque hanno perso 1-0, hanno avuto occasioni per pareggiare. Con la Feralpi hanno fatto una partita importante, tra l'altro l'hanno fatta in casa, partendo in maniera molto aggressiva. Dunque mi aspetto una squadra che vorrà aggredirci, che vorrà provare a spingere la partita in una direzione per passare in vantaggio. Noi dobbiamo essere bravi e a volte si difende bene anche col controllo del gioco, di conseguenza, a parte quando ce l'hanno gli altri, quando abbiamo la palla, la capacità
di leggere quando potremo contrattaccare rapidamente o quando invece dobbiamo consolidare un palleggio per stemperare e rompere il ritmo della squadra avversaria, e su questo in queste 2 settimane abbiamo lavorato.